Vedi, ci sono tante canzoni napoletane conosciute nel mondo, anche Voci Notte, più o meno una storia simile. Mentre Io devo Vasà è la storia di un ciabattino che si innamorò di una ragazza che aveva il negozio di fronte, la famiglia, però vendevano gioielli. Ovviamente ci sono sempre state queste discriminazioni sociali. Purtroppo anche oggi. Anche oggi. E niente, comunque quest'amore era corrisposto. Era corrisposto, loro si amavano alla follia, ma purtroppo all'epoca decidevano le famiglie, il padre, il patriarcato, torniamo sempre là. Non decideva l'amore. E quindi praticamente questo ciabattino scrisse il testo di questa canzone, che poi è stata musicata da uno degli autori, Rosolo Mi. Guarda, mi dispiace che questi due, insomma, non si sono messi insieme. Però grazie a loro è nata Io devo Vasà, che secondo me è una delle canzoni più belle allora napoletane. Prendiamoci questo regalo. Purtroppo di una storia che non è andata a buon fine, ma per noi è stato, per noi sì. Grazie Gigi. Grazie a te. Grazie infinite. Buona vita. Grazie, torna a trovarmi.